Salve, buongiorno a tutti, sono Daniele Boratella, sono il primo coordinatore dell'Indipendenza Veneta e quindi il rappresentante di tutte le aree territoriali del movimento. Noi abbiamo pensato di mettere in pratica quello che sono i nostri precetti nella riorganizzazione interna del movimento che ultimamente abbiamo messo in opera. Dunque, basandoci sul fatto che, come diceva Gandhi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere, in un ambiente dove spesso le parole contano più dei fatti, noi abbiamo deciso di mettere in pratica soprattutto fatti. Quindi di riorganizzare interamente il movimento dando potere ai soci, dunque potere alle aree, dando piena rappresentanza alle aree territoriali, eliminando tutte quelle che sono quelle cariche che possono far assomigliare un movimento come il nostro a un partito italiano. Quindi abbiamo deciso di darci una veste completamente nuova, completamente diversa, e per appunto dare piena espressione a quello che sono i tre nostri precetti, dunque chiarezza, coerenza e credibilità. Abbiamo deciso di darci una struttura con delle cariche molto pesanti a livello di responsabilità, ma molto poco a livello di rappresentatività. Sono cariche che devono a rotazione, che durano molto poco, dunque cariche molto brevi e soprattutto che restano in carica per 2 mandati, poi devono restare ferme, diciamo, per ulteriori 2 mandati. Quindi responsabilità, non potere, non cariche sterili. Sì, per differenziarci, diciamo, da quello che sono tutti gli altri movimenti che attualmente ci sono, o tutti gli altri partiti, diciamo, che troviamo in circolazione. Ecco, una cosa che mi premeva dire su questa petizione è che le aree di Indipendenza Veneta, noi di Indipendenza Veneta, i coordinatori di Indipendenza Veneta, siamo sul territorio tutte le settimane a fare gazebo e raccogliere firme. Dunque rappresentiamo il territorio e andiamo sul territorio ogni domenica a portare il messaggio dell'indipendenza, della possibilità, si può fare l'indipendenza del Veneto. E non è una cosa, diciamo, che come stanno facendo altri in maniera estemporanea viene utilizzata per altri fini o per altri scopi. Ecco, sia chiaro, per l'Indipendenza Veneta l'indipendenza è un ideale in primis, è un obiettivo in seconda battuta, ma soprattutto è un ideale. Quindi non è il cavallo, diciamo, di razza da tirar fuori quando si vuole correre il Gran Premio che interessa di più. Ecco, noi abbiamo un obiettivo chiaro, preciso, chiarezza, coerenza, credibilità, e dobbiamo arrivare a portare il popolo veneto all'indipendenza del Veneto.